Qui siamo a Ottana, in una zona ai margini del Nuorese, che ha conservato intatti gli elementi del suo folklore. Il carnevale non ha manifestazioni clamorose, appariscenti, ma in esse sopravvivono elementi molto antichi, che si ritrovano soltanto in pochi altri centri della Barbagia. Negli ultimi 3 giorni di carnevale, quasi tutti i giovani del paese si mascherano. Si mascherano come possono, prendendo dal loro guardaroba tutto ciò che può mettere una nota di novità, di allegria, di colore nella vita di ogni giorno. I protagonisti della festa sono i merdules, che girano per il paese alla ricerca di qualche malcapitato che paghi loro da bere. Giovani che portano una maschera scavata nel legno del pero selvatico, che stravolge il viso umano in una smorfia caricaturale, quasi maligna. I merdules sono armati della soga, un laccio di cuoio non conciato, e con esso affrontano i loro antagonisti, i boes, così chiamati perché portano una maschera bovina, e li catturano e ne diventano padroni. La storia dell'uomo che doma il bue è ripetuta in questo rito festoso, in cui il suono dei campanacci che i boes portano sulle spalle e i loro sforzi per liberarsi sembrano inserire a volte una disperazione primordiale e quasi bestiale. Sembra che boes e merdules sentano di essere protagonisti di una storia antichissima, misteriosa, di una lotta che li ha visti nemici e la cui tensione agonistica è rimasta come connaturata alle maschere. Da questo nasce la vivacità dei loro scontri, che spesso degenerano in risse in cui è difficile distinguere e separare l'eccitazione dalla festa, il gioco dall'ira. La danza è nella festa un momento più calmo, più disteso. Tutta la comunità, si può dire, vi partecipa. Anzi, la caratteristica della danza sta proprio in questo girotondo che si anima e si complica all'arrivo dei nuovi ballerini. La danza si snoda praticamente senza soste e ogni nuovo elemento che si inserisce nel cerchio è come l'anello di una lunga catena e aggiunge al girotondo nuove variazioni e nuove movenze. Mascherarsi è in questo giorno quasi un obbligo, si può indossare di tutto. Ogni oggetto può diventare uno strumento della mascherata, così come permette la povertà dell'economia di questo mondo di pastori, l'arco limitato delle loro abitudini. Una mascherata di poveri, come ce ne ha tramandate tante la pittura fiamminga, animata come quelle da una forza robusta, da una vivacità originaria, senza complicazioni. Nella danza tutta la gente del paese ritrova la sua sostanziale fratellanza, sottolinea la sua appartenenza ad uno stesso ceppo, ad una comune civiltà paesana. La danza è il punto culminante del carnevale ed è insieme la celebrazione più istintiva, più autentica della vita della comunità. E se il suo ritmo ha una cadenza quasi triste, un registro segreto, quasi doloroso, è forse perché la vita stessa di queste comunità è una vita primitiva, faticosa, spesso difficile. In tanti paesi come questo, in Sardegna, il carnevale porta una nota d'allegria e gli elementi del folklore che si vanno attenuando dappertutto a contatto con le forme moderne della vita e del lavoro tornano per un attimo nella loro luce più vera e ci appaiono come l'espressione genuina di un mondo arcaico ma autentico che ha saputo costruire in questi schemi semplici ed essenziali una sua filosofia della vita, una sua vigorosa accettazione del mondo.